Ciao a tutti, oggi prepariamo un primo piatto di pesce tradizionale siciliano, la pasta all'eoliana, in questo caso usando il tonno fresco. Gli ingredienti sono pasta corta, tonno fresco, olive nere, olio extravergine di oliva, pomodori, capperi, aglio, peperoncino, prezzemolo, sale e pepe. Pulire l'aglio e il peperoncino tagliandolo un pezzetto e privandolo dei semi. Pulire i pomodori e farli a pezzi. Tagliare le olive a fettine. Tagliare il tonno a strisce e poi a cubetti, non troppo sottili. Tritare finemente il prezzemolo. Versare un po' d'olio in una padella. Aggiungere all'olio l'aglio tritato o se preferite intero e il peperoncino. Aggiungere il pomodoro. Cuocere a fuoco vivace finché il pomodoro non sarà leggermente disfatto. A questo punto aggiungere i capperi e le olive e quindi il prezzemolo tritato. Unire il tonno e scottarlo nel sugo per 1 minuto a fuoco molto vivace. Spegnete il fuoco non appena il tonno cambia colore. Assaggiare ed eventualmente aggiustare di sale perché capperi e olive sono molto sapidi. Cuocere la pasta in acqua salata. Scolare la pasta bene al dente. Saltarla nel sugo. Un po' di pepe nero e il piatto è pronto. Buon appetito!